La richiesta che fa il medico non è quello di ottenere qualcosa per se stesso, è quello di cercare di ottimizzare e avere sempre dei livelli di assistenza per i pazienti che siano adeguati. Quindi, in un momento come questo, che i tagli in sanità assumono dei connotati di tagli lineari, senza guardare sì, se, ma e in che settori vengono operati, un momento di riflessione va fatto. Quindi lo sciopero di oggi, che coinvolge tutte le sigle sindacali, è un momento per dire fermiamoci, attenzioniamo il problema, questa è una barca che va condotta in maniera egregia verso un porto sicuro, e il porto sicuro è l'assistenza totale per i nostri pazienti di alta efficienza. Quindi tutti insieme dobbiamo cercare di vedere dove risparmiare, se ci sono dei sacche di inefficienza dove si può risparmiare, ma non tagliare in maniera indiscriminata e non mettere nelle condizioni che il paziente non abbia da ricevere le cure adeguate di volta in volta. Quindi la Regione può organizzarsi per quello che sono le proprie competenze, mi viene da pensare alla rete ospedaliera per nulla ottimizzata, per cercare di creare efficienza e non creare sperperi di denaro. Quindi è vero che le risorse mancano, ma è anche vero che ci sono sacche di sperperi importanti e quindi i politici, nel ridisegnare insieme ai tecnici una rete ospedaliera, dovrebbero capire come dare sul territorio un'efficienza, riuscendo anche a non sperperare il denaro pubblico.